qua, è passata già. Mi hanno parlato di tante cose, marito che è contrario a Mussolini, perché è contrario ai fascisti e tante cose. Non ci capito. E che non ci capito. Come ho fatto che mi ha detto tutti quanti a puntare in cesta da casa, a fatica per tutti quanti, a scuola per tutti quanti. Tanta di cose, marito, vicino, tanta di cose. Ma chi quando parla un professore è un partito, è come con le cose, sa? Chi è bravo con mamma è come un professore. E poi marito pure, che allora fanno guerra contro i tedeschi, perché solo si se ne vanno i tedeschi, noi potremmo avere la pace. Oh, ma studia, aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi. È stata ferita una scritta di granata, la trovato un po' corsa, ma mamma non c'ha cosa di illegale, si stanno antrasciata, ma non calciano. No, che state con non so. È una scritta di granata. Ah, Vincenzo, tu stai qua? Si riuscita a liberare, ci parte di gruppo di Piazza Carità. Come sapete queste cose, non so. Non riuscite che la politica del femmina c'è da parte dei patrioti amici russi. Dici, è tutta nato da parte dei patrioti. Da Miglio, alla fine della Maddalena, alla Pusilla dei Ponti Russi, al Barra Secondigliano, tutta nato stanno battendo contro i fascisti e contro i tedeschi. Gli americani devi sapere che stanno arrivati da mare, noi dobbiamo impedire che facciano le ultime razzie. Attualmente è come una tigre ferita, gravemente ma non ancora morta. E dobbiamo evitare che portano i rinforzi allo stato del povero, dove stanno i razziati. Vincenzo, hai giuro, parla per questa povera nemedia e per tutti coloro che in questo momento stanno combattendo in mano, con le pietre e con tutto ciò che riescono a tenere in pugno. Vincenzo, questo è il momento che dobbiamo dimostrare al mondo intero e noi napoletani non siamo fuori solo a suonare il mandolino, ma che sappiamo forgiare il nostro destino con le nostre mani. E non ci aspettiamo che dia scendere dal cielo. Mio caro Vincenzo, questo è il momento che dobbiamo dimostrare al mondo intero che ci dobbiamo trasformare tutti quanti in masaiolo. Aspettate un momento quando piglio le botte e vengo con buio e mi faccio sapere come fine fa. Io non ho fatto usato, ma tengo una mira precisa, sono un facciatore speciale. A sudire, io proprio che Don Giovanni a fuori, ti raccomando a suo padrone. Andiamoci, non so!